Partiti i primi volontari di protezione civile e i vigili del fuoco che dalla sede di Padova hanno portato in Emilia-Romagna anche un mezzo anfibio, pronte a partire a seconda delle richieste del coordinamento nazionale altre squadre. Il Veneto è a fianco della regione colpita dall'alluvione e Padova sta facendo la sua parte. Tra i 100 volontari circa di protezione civile della regione Veneto che sono presenti in Emilia, ce ne sono 7 della provincia di Padova, del gruppo dell'Alta Padovana. Sono 7 partiti ieri pomeriggio, attualmente si trovano a Riccione, resteranno lì fino al 19 di maggio, quindi rientreranno il 19 di maggio e ovviamente stanno facendo tutte le attività che vengono loro impartite. Per l'invio di nuovi volontari e nuovi mezzi non si attende che un segnale di richiesta. Dal coordinamento nazionale siamo a disposizione per avere altre richieste. I nostri gruppi sono tutti pronti, oltretutto anche con mezzi, attrezzature pronte da portare via, e noi attendiamo soltanto di essere chiamati.